però caratterialmente oggi come Novara si vede più come mai? È vero. Oggi è anche vero che avevamo di fronte la squadra forse più, cioè, sicuramente più forte del torneo, quindi era già difficile contrastare una squadra di questo tipo. Quello che lascia il rammarico più grosso è quella della partita di sabato scorso. Oggi credo che abbiamo cercato di tenere testa al Sassuolo, certo che passare in svantaggio su un calcio d'angolo o su una rispinta da un calcio di punizione è veramente è fastidioso. Però in questo momento è così, qualche ragazzo giovane magari che non ha quella malizia, quella furbizia nel dover accorciare, nel dover leggere magari qualche situazione e quindi nascono episodi come quelli di oggi. Senti, ma punto in 3 partite ti preoccupa questo arretramento della squadra? Cioè rispetto magari ad un trend che prima era la prima volta che venite sconfitti 2 volte in partita. D'accordo, tutto ovviamente da via forza si suona, la vediamo, però non sei un po' preoccupato per questa evoluzione? Ma io sono infastidito dalla prestazione di sabato scorso. Oggi credo che la squadra abbia cercato di fare quello che poteva fare. Poi a un certo punto siamo rimasti anche in 10 perché comunque la squadra ha cercato di giocarsela alla pari. Poi gli episodi hanno spostato l'ago della bilancia dall'altra parte, perché le chiare occasioni da gol sono arrivate dopo che noi siamo rimasti in 10, altrimenti più o meno a palle gol, a occasioni, più o meno la partita era pari, anche se si vedeva chiaramente che il Sassuolo aveva più forza. E si sono preoccupato, io sono, come ho detto prima, infastidito dalla prestazione di sabato scorso. Oggi abbiamo cercato di fare quello che potevamo fare. Prego.